Sesta corsa, sono di scena i 4 anni, non vincitori di 20.000 euro in carriera. Sono in 7 al via dopo il ritiro di El Diablo LL. L'1 è Shal Mill, Antonio Di Nardo, 2 Enos Cole, VP dell'Annunziata, 4 Eroico Pet, Alessio Di Chiara, 5 Hermes Weisel e Carmine Piscuoglio, 6 Encantador Vad, Davide D'Antoni, 7 Evita Trio, Maurizio Cheli, 8 Epico dell'Est, Marcello Di Nicola. Favorita è Shal Mill, l'alternativa è Eroico Pet, poi Hermes Weisel, questi i 3 più giocati. Autostart in accelerazione per dare il via alla corsa. Partiti con Shal Mill che difende la corda da Eroico Pet che ci prova, sbagliato Enos Cole, lungo la corda bene Evita Trio, poi Hermes Weisel che precede Encantador Vad. Si sistema in seconda posizione Eroico Pet alle spalle di Shal Mill, 200 addirittura in 14,7 sul mio. In vantaggio Shal Mill nei confronti di Eroico Pet, avanza all'esterno Hermes Weisel che si porta in scia Encantador Vad, 400 passati in 30 e mezzo. In vantaggio Shal Mill a ritmo molto blando, all'esterno rimane Hermes Weisel che si porta in scia sempre Encantador Vad, 47 per i primi 600 di corsa, Eroico Pet nella scia della leader, poi ancora Evita Trio, Shal Mill al comando, Hermes Weisel di fuori, Encantador in pariglia, in corda rimane Eroico Pet, poi Evita Trio, Epico dell'Est, 1 e 2 per i primi 800 metri di corsa, con in vantaggio Shal Mill che guida nei confronti di Hermes Weisel all'esterno, in corda sempre Eroico Pet, non cambia nulla il chilometro, passato in 1,17 spaccato, Shal Mill è in vantaggio, Hermes Weisel di fuori, Encantador Vad che inizia ad affacciarsi in terza ruota a 400 dalla conclusione, in corda Eroico Pet, si imbocca la piegata conclusiva, una frazione in 14,2 per la retta opposta alle tribune, Antonio Di Nardo che cerca di fermare il più possibile perché quelli all'esterno non fanno male, cerca di tenere lì Eroico Pet per dargli uno speed il più breve possibile. All'ingresso della dirittura d'arrivo Shal Mill è in vantaggio, Eroico Pet che va in open stretch, Shal in vantaggio, Eroico che scatta di dentro, Shal Mill ed Eroico Pet che lottano, Shal è ancora in vantaggio, Eroico che rimonta l'avversaria sul traguardo, molto vicini Shal Mill ed Eroico Pet. Poi al terzo posto finisce ancora Encantador Vad. Testa a testa micidiale sul traguardo tra Shal Mill ed Eroico Pet che ha rimontato all'interno l'avversaria, l'ha apparigliata completamente all'interno. I due perfettamente apparigliati con Shal Mill che si è difesa strenuamente, Eroico Pet che ha rimontato sul traguardo. Sono molto vicine le due, Antonio Di Nardo e Alessio Di Chiara in stretta fotografia con Shal Mill che potrebbe aver difeso qualcosa, Gennaro Casillo al training, i colori della scuderia quiriniana, Shal Mill su Eroico Pet, ovviamente verdetto al giudice d'arrivo, la prima impressione è che Shal Mill e Antonio Di Nardo abbiano vinto la sesta corsa.